Salve a tutti, vediamo come risolvere un'equazione fratta di secondo grado, ovvero vediamo dopo se è di secondo grado. Eccola, dobbiamo prima fattorizzare i denominatori, ma questo e questo non si possono scomporre perché sono già di primo grado. Vediamo di scomporre questo. Allora, qui ricopiamo. E ricopiamo anche il numeratore qua, e adesso x al quadrato meno 9 è la differenza di due quadrati, che a al quadrato meno b al quadrato è a meno b per a più b. Allora quello scomponiamo semplicemente come x meno 3 per x più 3, e adesso dobbiamo moltiplicare per eliminare tutti i denominatori. Però sembra quasi che ci siano quattro fattori diversi, ma non è così, perché questo 3 meno x e x meno 3 in realtà sono collegati tra loro. Uno si ottiene dall'altro moltiplicando con meno 1, quindi possiamo sostituire uno o l'altro. Diciamo che sostituiamo questo. Allora, al posto di 3 meno x scriveremo meno x meno 3. Quel 3 meno x è uguale a meno x meno 3. E quindi qua scriviamo x meno 3, però ci sta ancora questo meno e dovremmo metterlo davanti, ma con quest'altro meno diventa un più. Bene, adesso abbiamo x più 3, x meno 3, x meno 3, x più 3. Moltiplichiamo tutta l'equazione per x meno 3 per x più 3, e dobbiamo porre la condizione che non moltiplichiamo l'equazione con 0. Quindi x meno 3 deve essere diverso da 0, e x più 3 è diverso da 0. Però questo quando si ha, portiamo il meno 3 dall'altra parte, e qua portiamo il 3 dall'altra parte, quando x è diverso da 3 e qui x è diverso da meno 3. Queste sono le condizioni perché possiamo moltiplicare l'equazione. Quindi adesso moltiplichiamo termine a termine per x meno 3 x più 3. Nel primo termine x più 3 al denominatore si elimina con x più 3 al numeratore e rimane questo x meno 3. Quindi 2x va a moltiplicare x meno 3. Poi, secondo termine, x meno 3 si elimina con x meno 3 e abbiamo qui un x più 3. Questo 5 moltiplica un x più 3. Allora scrivo più 5 che moltiplica x più 3. Qui si eliminano entrambi, questo con questo e questo con questo, e rimane soltanto x al quadrato più 27. Adesso moltiplichiamo 2x per x è 2x al quadrato, 2x per meno 3 è meno 6x, 5 per x è 5x, 5 per 3 è 15. Qui abbiamo x al quadrato più 27. Portiamo tutto al lato sinistro, vogliamo ottenere un'equazione di secondo grado. Allora, e anche mettiamo nell'ordine i termini per grado. Qui abbiamo x al quadrato, anche qua x al quadrato lo mettiamo qui, però questo x al quadrato va dall'altra parte e diventa meno x al quadrato. Poi abbiamo meno 6x più 5x, e poi abbiamo ancora più 15, e questo 27 dall'altra parte diventa meno 27 è uguale a 0. Adesso 2x al quadrato meno x al quadrato è 2 meno 1 fa 1, x al quadrato. Qua meno 6 più 5 fa meno 1, quindi meno x, e qua 15 meno 27 fa meno 12. E adesso abbiamo trovato un'equazione di secondo grado che risolviamo con la formula x1, 2 meno b.
meno 1 è 1, più o meno radice quadrata b al quadrato meno 1 al quadrato è 1, meno 4ac, meno 4 per 1 per meno 12. Meno 4 per meno 12 fa più 4 per 12 è 48. Significa moltiplicare un 4, raddoppiare due volte 12, raddoppiato 24, ancora raddoppiato 48. Tutto fratto 2a, 2 per 1 fa 2. E qui abbiamo 1 più o meno, 1 più 48 è 49, radice di 49 è 7, tutto fratto 2, abbiamo x1, x2, allora qua scegliamo il meno, 1 meno 7 fa meno 6, fratto 2, 1 più 7 fa 8, fratto 2, allora qua abbiamo 6 diviso 2 è 3, abbiamo meno 3 e qui abbiamo 8 diviso 4 è 2. Abbiamo trovato queste due soluzioni, però prima abbiamo detto che x non deve essere 3 e neanche meno 3. Qui abbiamo trovato meno 3 e questa soluzione è inaccettabile, non si può accettare, anche perché mi va qui a portare a 0 il denominatore, questo qua, meno 3 più 3 è 0. Questa è inaccettabile, invece questa va bene, 2 si può accettare e quindi è l'unica soluzione che è rimasta. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.